bellissima orchestra giovanile che è una nostro vanto, è da poco che è attiva, da un annetto, ma è la formazione che si sta sempre più allargando e dando soddisfazione ai maestri. Io sono orgogliosa che questa realtà faccia parte dell'Istituto Musicale Veneto, un istituto che offre l'opportunità di studiare musica a moltissimi nostri ragazzi di Thiene e anche dei paesi limitrofi e che si sta dimostrando sempre di più una realtà eccezionale, direi. Questo va a merito del maestro Bruno Grotto e del maestro Brazzale, che è il direttore artistico. Qui con noi appunto abbiamo stasera l'orchestra giovanile che, diretta da Cristian Paoletto, ci presenterà un nuovo lavoro. Buona serata e buon ascolto. Grazie.
Avete appena sentito la danza, il brano con il quale abbiamo iniziato questa lezione concerto, la danza di Rossini. E avete sentito una danza dal ritmo abbastanza che evoca un po' il Napoli. Allora, questa lezione concerto l'abbiamo organizzata proprio per presentare ai più giovani, soprattutto ai bambini, gli strumenti dell'orchestra. Voi sapete che nell'orchestra ci sono molti strumenti e di famiglie diverse. Qua avete davanti a voi un'orchestra formata da tre gruppi, tre famiglie. Abbiamo la famiglia degli archi, la famiglia dei fiati e la famiglia delle percussioni. Allora, cominciamo con il farvi vedere i fiati, e soprattutto il flauto e il clarinetto. Iniziamo con il flauto e adesso Giacomo vi spiegherà, vi farà sentire, e poi con lui anche i suoi compagni, e qualche passettino, qualcosa per farvi sentire il suono del flauto. Beh, questo è il flauto traverso, può essere fatto di diversi materiali, dal nickel all'argento se ne trovano in oro massiccio, ovviamente cambiando la qualità e anche il costo. Il flauto è uno dei strumenti più importanti in orchestra perché è uno strumento a cui vengono assegnate parti molto veloci. Si può pensare che in orchestra il flauto può fare un uccellino, un cartellino, qualcosa di veloce, un po' che sfugge. Il flauto si suona attraverso questo foro qui, appoggiando la bocca, il labbro va in aderenza qui e l'aria crea vibrazione e quindi il flauto suona. Il suono è questo. E può avere diversi caratteri il flauto, può suonare dalle melodie più tranquille e romantiche a pezzi più veloci e forti. Un esempio vi portiamo con i miei compagni, un pezzo natalizio, si chiama Carol of the Bells. Passiamo al clarinetto adesso. Restiamo sempre nella famiglia dei fiati, però appunto questo è il clarinetto, è costruito completamente in ebano, quindi un legno abbastanza pregiato, e dalle caratteristiche direi molto diverse da quelle del flauto. Sentirete infatti un suono molto più dolce, molto più caldo e più che ricorda quasi, a me piace, mi ricorda il legno proprio. La differenza sostanziale è che il clarinetto produce il suono attraverso l'imboccatura e quel pezzettino di legno lì, che non è nient'altro che un pezzettino di canna di bambù essiccato. Appoggiato all'imboccatura e soffiandoci crea una vibrazione e attraverso lo strumento produce questo suono. Adesso sentite. Ecco.
Il registro, diciamo quello più usato in orchestra del clarinetto, si chiama il registro di Chalumeau e sarebbero le note più gravi che fa il clarinetto. Ecco, questo è proprio il suono caratteristico, diciamo, del clarinetto. Ovviamente non è l'unico suono che si sente in orchestra, avete sentito anche prima nella danza il solo del clarinetto, appunto. Adesso vi faremo sentire il prossimo... No, ci fanno sentire il pezzettino loro, con i clarinetti. Cosa ci fate sentire? Natale. E con questo vi cominciamo già ad augurarvi buone feste. Benissimo, allora adesso vi faremo sentire un pezzo, si chiama Asturias, un pezzo che evoca un po' lo stile spagnolo. In questo brano potrete sentire anche come il compositore si è un po' così divertito a mescolare un po' le varie sonorità, no? Per esempio il flauto e il clarinetto, quelli che avete appena sentito, a un certo punto faranno delle cadenze da soli, che ve le facciamo sentire. Giusto per farvi sentire che suoni così diversi messi assieme producono un effetto abbastanza gradevole. Buon ascolto.
Bene, cambiamo famiglia e andiamo a scoprire un attimo la famiglia degli archi, che è la famiglia, diciamo, più numerosa dell'orchestra. Diciamo che gli strumenti più rappresentativi del nostro gruppo appunto sono i violini e i violoncelli. Ci mancherebbero altri strumenti come la viola e il contrabbasso. Noi contiamo che con gli anni, seminando e continuando a lavorarci, speriamo di avere anche questi strumenti, insomma. Allora, adesso Antonio vi spiegherà un attimo la meccanica, il funzionamento del violino e poi anche loro. Il violino fa parte della famiglia degli archi, degli strumenti a corda, ed è il più piccolo della famiglia. Viene suonato attraverso l'archetto che va a sfregare le corde, che sono 4, a partire dalla corda più bassa, il Sol, il Re, La e il Mi. E invece il violoncello, che è un po' più grosso, viene suonato da seduto e ha lo stesso principio di funzionamento. E andiamo a farvi sentire un piccolo pezzo per 2 violini.
strumenti come i violini, che adesso avete sentito un duetto, però in sezione ovviamente il suono sarà molto più corposo e molto più brillante, diciamo. Sentirete come nella danza numero 5 di Brahms questa sezione è molto in risalto rispetto al resto dell'orchestra. Passiamo adesso a presentare uno strumento che in orchestra non si trova così facilmente, e cioè l'arpa. Eccola, l'arpa è uno strumento che fa parte della famiglia dei cordofoni, chiaramente perché ci sono delle corde, e la differenza tra le corde che troviamo nell'arpa e quelle del pianoforte sono che queste sono pizzicate direttamente dall'esecutore. Adesso Lara ci farà sentire un pezzettino, giusto per sentire le sonorità un po' di questo strumento che crea sempre un'atmosfera particolare.
all'interno dell'orchestra questo strumento ha proprio l'utilità di creare determinati colori, determinati colori. Nel prossimo brano effettivamente sentirete come l'accompagnamento dell'arpa rende tutto molto più... vi dico solo che il titolo del pezzo è Morning e il pezzo descrive praticamente il mattino, il sorgere del sole. Ecco, adesso io farei sentire appunto l'accompagnamento che fa questo strumento all'interno del brano e poi sentirete con tutta l'orchestra l'effetto. Questo qua è un classico accompagnamento che all'interno del brano adesso sentirete.
torniamo sulla famiglia dei fiati. Abbiamo l'unico rappresentante degli ottoni, e voi sapete che nelle orchestre grandi c'è proprio una fila intera, quindi ci sono trombe, tromboni, corni francesi, nelle orchestre più grosse ci sono anche i bassi tuba. Noi qua abbiamo una tromba, è suonata da Mirko, e adesso lui ci spiegherà un attimo come funziona questo strumento. Sì, allora la tromba appunto è uno strumento fiato della famiglia degli ottoni, la possiamo vedere con varie finiture. Questa è la finitura silver oppure argentata, c'è anche la versione dorata e poi anche quella ramata di un colore un po' più verso il rosso, l'oro assieme al rosso. La tromba ha solamente 3 tasti e con questi 3 tasti riesce a muovere 3 pistoni e riesce a comporre tutte le note, e questo viene fatto tramite una diversa velocità dell'aria che viene immessa direttamente sullo strumento. Quindi specialmente all'inizio per imparare la tromba forse è un po' complicato, perché bisogna riuscire a raggiungere la velocità corretta per ogni nota, però si riesce a fare tutto anche con soli 3 tasti. L'aria viene immessa all'interno della tromba tramite questo piccolo accessorio, si chiama bocchino, che serve appunto per pronunciare proprio la nota stessa. In realtà anche il bocchino da solo potrebbe suonare, solo che fa un suono sicuramente non particolarmente gradevole, sembra quasi una pernacchietta. Vi faccio sentire. Non è che sia particolarmente gradevole, però se questo suono viene fatto all'interno della tromba, la tromba amplifica, vibra assieme al bocchino e all'aria e produce i vari suoni. La tromba è uno strumento che si trova un po' dappertutto, sia nelle orchestre sinfoniche, di musica classica, di musica barocca, però si trova molto spesso anche nelle big band di musica swing, di musica jazz o blues. Quindi è uno strumento molto, molto vario, si adatta un po' a tanti generi. Adesso io vorrei farvi sentire un piccolo pezzettino tratto dal film Gli Aristogatti. Il genere sarà quello un po' swing jazz, diverso da quello della musica classica, e per fare questo mi aiuterò anche del collega Giovanni che suona la batteria. Benissimo. Allora, continuiamo con il nostro programma e arriviamo, diciamo, al clou della nostra lezione. Ossia, adesso vi faremo sentire come un compositore in particolare, cioè Prokofiev, nella sua composizione didattica più famosa, cioè Piedino il Lupo, appunto, come riuscì ad abbinare ad ogni personaggio della fiaba un particolare strumento. Ovviamente non sono strumenti buttati via a caso. Ci tengo subito a precisare che questa non è l'opera intera, tanto è vero che noi non abbiamo un narratore, ma abbiamo una riduzione praticamente per il nostro gruppo, per la nostra orchestra. Avrete modo comunque di sentire i temi principali. Per esempio, sentiremo l'uccellino. L'uccellino in
in questa composizione è rappresentata dal flauto, che certamente ha il suono che evoca un po' di più il suono dell'uccellino. E sentite il tema. Ecco, questo è il tema dell'uccellino e se chiudete un attimo gli occhi sembra proprio di vederlo volazzare in giro. Poi l'altro tema che sentirete nella nostra composizione sarà quella del gatto. Prokofiev decide saggiamente di affidare questo tema al clarinetto, che con il suo suono veramente un po' vellutato sì, sembra proprio di vedere il gatto che cammina. Ok, adesso è il momento di farvi sentire il tema del personaggio del protagonista, diciamo, di questa storia, che è appunto Pierino. Pierino nell'orchestra è affidata a tutti gli archi dell'orchestra, quindi noi vi faremo sentire questo tema fatto dai violini e dai violoncelli e dai flauti. Mi rimane da farvi sentire il tema dei cacciatori, che diciamo che è un tema fatto dai fiati, e in particolar modo dalla tromba. Soffermo più di tanto sul spiegarvi la storia, vi dico solamente che diciamo, tratta di Pierino che parla, ha degli amici, questi amici animali, quindi l'uccellino, il gatto, anche l'anatra, e alla fine della storia diciamo che vuole salvare l'anatra e alla fine non ce la fa perché il lupo poi se la mangia. E va bene. Allora vi faremo sentire questo adattamento per orchestra di Pierino.
alla fine, quasi, Allora, ci manca il terzo membro della famiglia, e cioè la famiglia delle percussioni. Abbiamo un bel po' di percussioni, solamente 2 percussionisti, percussioni ne abbiamo parecchie. Allora, vi dico solamente che le percussioni sono il motore dell'orchestra, quindi sono quelle che danno il tempo, il ritmo, e sono anche quelle che, se non sono preparati bene, rischiano anche di mandare fuori tutta l'orchestra. Allora, adesso Giovanni ci farà sentire un passettino sulla batteria che non occorre neanche presentarlo, se non che ci sono un sacco di tamburi e un sacco di piatti. Adesso vi farà sentire un passettino. Ecco qua. Diciamo che la batteria fa parte degli strumenti a suono indeterminato, cioè significa che sono delle percussioni ma non hanno dei suoni ben precisi. E sempre di questa famiglia ci sono per esempio il cembalo, eccolo lì, ho sentito un attimo. Esatto, oppure il triangolo, anche il triangolo è uno strumento a suono indeterminato, cioè sono degli effetti particolari che si sentono, ma non sono dei suoni veri e propri. Ecco. Invece adesso l'unico, diciamo, esempio che vi faccio sugli strumenti a percussione a suono determinato è il glockenspiel, che è quello strumento lì a forma di tastiera, e strumento che produce un suono abbastanza metallico, diciamo. Adesso Maria Gioia ci farà sentire qualcosa. Chiederei proprio un grosso applauso, perché guardate che non è facile suonare Allora, nel prossimo brano che vi presenteremo, cioè Norwegian Song, sentirete, allora questo è un brano formato da 3 tempi, c'è un tempo allegro, quello intermedio che è abbastanza lento e l'ultimo che è sempre allegro. E sentirete come questi strumenti determinano un po' il carattere di ciascun tempo. Non so, per esempio, nel primo tempo sentirete il rullante della batteria, nel secondo tempo sentirete il tamburo più grande della batteria, e poi sentirete anche il glockenspiel e il cembalo.
nostra lezione. E l'ultimo strumento che ci rimane è il pianoforte, che in questo caso è una tastiera, e che tutti voi conoscete ovviamente. Allora, adesso se vuol dire due parole il nostro amico. Beh, innanzitutto il pianoforte sarebbe lo strumento più grande dell'orchestra, no? E il suono è prodotto dai martelletti. I martelletti vengono azionati e il suono viene prodotto appunto da questi martelletti che battono le corde e vengono nell'orchestra il pianoforte è una funzione soprattutto di accompagnamento, però anche in alcuni brani, come in concerti, il pianoforte d'orchestra ha la funzione del solista. Allora, adesso ci farà un esempio di quando il pianoforte prende da solista, se ci farà sentire un po'. Ecco qua, la leggenda del pianista, giusto? Nuovo cinema parlamento. Allora, diciamo che come ha anticipato lui, nel nostro gruppo ha una funzione un po' diversa, infatti è un supporto ritmico abbastanza importante. Nel prossimo pezzo, infatti, che vi proporremo, il pianoforte ha un ruolo abbastanza importante per l'equilibrio dell'orchestra circa verso il metà, che adesso ci farà sentire. Solamente no, scusa. Sì. Ecco qua, questo che poi dovrà essere un pochettino più forte, servirà appunto per accompagnare il resto dell'orchestra. Ecco, questo è l'ultimo pezzo che noi eseguiremo, è il pezzo con il quale vi salutiamo. E soprattutto invito magari i più piccolini a pensarci, e se c'è qualche strumento che magari vi piacerebbe studiare, oppure magari in un futuro far parte anche di questo gruppo, sappiate che ci sono possibilità, insomma, nella nostra scuola, d'accordo? Vi salutiamo con Galoppi.
vi ringrazio intanto per il calore. Allora, niente ragazzi, voglio un bis.